Euroregione News. Friuli Venezia Giulia Libia, il pesce che unisce. Si è svolto a Udine, presso Palazzo Antonini Belgrado, alla presenza di una numerosa delegazione libica e nell'ambito dell'operazione Nicosia, il convegno di presentazione di PAT-DEV, l'azione pilota nel settore della pesca a favore dello sviluppo economico delle municipalità della Libia, organizzato dal Consiglio e Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'ente operativo Inforbest, il governo italiano, il governo libico e il Comitato Europeo delle Regioni. Il progetto, apprezzato a livello europeo, consente di realizzare una fattiva collaborazione con le municipalità della Libia e di attivare sinergie produttive fra il territorio italiano e quello del Friuli Venezia Giulia in particolare e la costa libica nel settore della pesca, ma anche della cantieristica e delle infrastrutture, il tutto in termini ecosostenibili. Si tratta di una prima fase di un più ampio percorso che ha il triplice obiettivo della stabilizzazione della Libia, dello sviluppo economico di quel territorio, nonché della implementazione di un contesto imprenditoriale misto italiano-libico. La finalità è quella di sviluppare il settore della pesca in Libia, per così consentire che ci sia un controllo delle acque che limiti anche la partenza dei migranti, perché dando economia probabilmente c'è anche un controllo del territorio. Dall'altra parte la possibilità per le nostre aziende del Friuli Venezia Giulia di sviluppare anche in collaborazione con i pescatori libici un'attività di pescato che possa essere certificato in Libia e poi attraverso voli aerei arrivare a Ronchi dei Legionari e da lì entrare nel mercato europeo. Oltre che tutta un'attività di sostegno alla pesca, penso alla cantieristica, penso alle attrezzature che possono essere in qualche modo d'aiuto ai libici attraverso le nostre aziende, per finire con un'operazione di formazione che i nostri pescatori possono fare ai pescatori libici affinché la pesca sia ecosostenibile. Sì, poi abbiamo parlato di concretezza in questo progetto, ma anche un valore molto simbolico, visto che stiamo parlando di Libia. Certo, diciamo che sono orgoglioso che la nostra regione sia in prima fila proprio per aiutare la stabilità attraverso cose concrete, cose del fare, da questo che anche i libici hanno apprezzato il nostro impegno, perché abbiamo mandato i nostri formatori, abbiamo dato i nostri veterinari regionali proprio per seguire questa certificazione della pesca. È quindi un'operazione concreta di come si possa collaborare con i paesi mediterranei ai fini della loro stabilizzazione, che vuol dire anche la nostra sicurezza, vuol dire anche la nostra capacità di poter sviluppare economia in altri paesi. Già si guarda la fase 2 di questo progetto, quella che porterà alla definizione della filiera dell'attività ittica in Libia per la qualificazione del pescato, la sua certificazione, la garanzia del freddo e la messa in connessione del mercato libico con quello europeo. Da parte del governo, attraverso il prefetto di Udine, la sottolineatura che si sta vivendo una fase di apertura e intelligente collaborazione tra Italia e Libia. Un saluto è arrivato anche dalla città di Udine alle municipalità libiche di Tripoli, Tobruk, Bengasi e Sirte, le 4 realtà coinvolte direttamente nel PAT-DEV. Udine, una città che non affaccia sul mare, è stato rilevato dal sindaco della città Fontanini, ma che è ben contenta di ospitare chi produce e sviluppa il settore ittico in collaborazione con i nostri produttori locali. Jesus Gamallo Haller del Comitato Europeo delle Regioni ha affermato che si tratta di un'occasione per il sistema Europa per attivare sinergie produttive indirizzate allo sviluppo del contesto sociale ed economico libico in una logica non assistenzialistica ma di reale cooperazione. L'Unione Europea ora deve garantire il suo aiuto finanziario. Si tratta di dare formazione, di dare lavoro agli amici libici, ha affermato Fabio Poletto della Direzione Marittima Regionale presso il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Loro chiedono di poter lavorare in legalità con noi, si aspettano qualcosa da noi, non dobbiamo deluderli. Benedetta Oddo, consigliere strategico delle municipalità libiche per l'iniziativa di Nicosia, ringraziando tutti coloro che in questo progetto ci hanno messo il cuore, ha sottolineato che guardando oltre i fatti contingenti, la Libia può essere un'altra America per l'Europa e Italia un paese ricco di risorse e volontà con il quale costruire un nuovo Mediterraneo. La complessa iniziativa Nicosia ha creato la fiducia per scomporre le complessità di un paese come la Libia, ha detto Benedetta Oddo, superandole con l'interesse comune e il valore economico delle emozioni. Fin dalla prima intuizione libica sul valore della pesca come progetto di sviluppo economico e sociale, il Friuli Venezia Giulia, grazie all'impegno del precedente presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, ha avuto un orecchio aperto. Sul valore dell'iniziativa Nicosia, il sindaco di Tripoli. Futuro e prospettive dell'iniziativa Nicosia. احنا كبلديات ليبيه معتمدين اعتماد كبير على انفسنا وعلى Noi ci teniamo tanto a questa collaborazione, abbiamo le risorse, abbiamo tutto e siamo pronti e auspichiamo questa collaborazione futura e ci teniamo al successo di questo progetto. Il Friuli Venezia Giulia resterà il partner favorito, privilegiato in Europa per il commercio del vostro pescato? O ci sono altre regioni che magari sono interessate?
زي ما ذكرت الحقبة القادمة في ليبيا سنسعى للاستفادة من كل إمكانياتنا. Sicuramente diamo la precedenza a questa regione Friuli Venezia Giulia, ma comunque la porta rimane anche aperta per eventuali collaboratori. كان هذا الإقليم مستعد للاستفادة. Dopo lo scambio di doni tra le autorità locali e regionali e i rappresentanti della delegazione libica, le sessioni di lavoro del convegno sono partite dai risultati conseguiti nella prima fase, illustrati dal consulente scientifico del progetto Graziano Lorenzon, che ha approfondito le tappe per la certificazione del prodotto e i controlli di igiene e qualità, nonché la formazione necessaria agli operatori anche per quanto riguarda l'aspetto commerciale. Per avere concrete garanzie di successo, il pescato libico deve ottenere ora la certificazione europea che ne assicura il percorso legale, dunque questo è il primo passo su cui lavorare adesso perché si possano realizzare le operazioni di trasporto del pesce attraverso le linee aeree, per cui Trieste Airport si candida ad essere il nodo chiave di questo traffico diretto. Dalla seconda fase la regione si aspetta anche un coinvolgimento del porto di Trieste. Euroregione News.